La mia domanda è questa: ricerca e innovazione, strumenti indispensabili per il rilancio del nostro Paese. Qual è la visione di Laura Poppato e del suo programma nell'altra idea di mondo? Grazie. Non vi ho detto una cosa, non vi ho detto come farò campagna elettorale. Hai fatto bene a farmi questa domanda perché lo stavo dimenticando. Voi sapete che io mi muoverò in treno? Ma sapete, o forse non sapete, che la mia intenzione è quella di raggiungere alcuni ambiti che nel nostro Paese mi hanno già chiamata all'Università di Pisa, ho un incontro al Politecnico lunedì a Milano, l'Enea e l'ISPRA sono altre due realtà che stanno soffrendo in questo Paese per mancata considerazione quando dovrebbero essere i motori di questo Paese. Ecco, probabilmente salirò fino a Bruxelles, dove il più importante circolo di giovani emigrati italiani, le nostre intelligenze giovani che sono emigrate, hanno scelto di sostenere la mia candidatura. E quindi mi piacerebbe riuscire ad andare in quell'Italia che se n'è andata, perché non è stata considerata. Siamo stati capaci di formarli, a volte in modo straordinario. Bacchettiamo le nostre università, ma ancora oggi la formazione universitaria italiana ha punte di eccellenza straordinarie. Spesso i nostri giovani vincono i bandi, quelli veri, quelli meritocratici, che si fanno in giro per l'Europa e raggiungono le varie località del mondo. Il problema non è questo è normale nella globalizzazione, è che noi non accogliamo gli altri e i nostri non tornano più indietro. Quindi il grande tema di ricerca, innovazione e sviluppo del Paese è assolutamente connesso e connaturato con l'elemento del recupero dei nostri giovani che devono rientrare in questo Paese e che dobbiamo trattenere in questo Paese facendoli lavorare perché è utile a noi e alla nostra possibilità di rinascere come territorio. Grazie.